Abbiamo qui con noi anche Don Cesare che abbiamo sentito prima celebrare la Santa Messa. Abbiamo sentito che tu lavori in un contesto salesiano un po' particolare, di solito l'idea dei salesiani è sempre un po' di gioia, di festa, di ragazzi di un certo tipo, e tu lavori proprio con gli ultimi. Sì, sicuramente è un impegno faticoso perché comunque il lavoro più grosso lo dobbiamo più fare noi educatori, noi salesiani, però quello di scendere in strada, di andare vicino ai ragazzi più ultimi, più abbandonati, è un modo per essere fedeli al nostro padre Don Bosco, tanto più noi che lavoriamo nel quartiere di San Salvario a Torino, per le stesse strade in cui il nostro padre aveva girato e aveva incontrato già allora ragazzi poveri e abbandonati. Oggi purtroppo sono ancora tanti a Torino, ragazzi che spacciano, si prostituiscono e che vivono ai margini di questa città. Il nostro lavoro è proprio quello di stargli vicino, di andarli a cercare e di offrire a loro non solo una dignità, non solo le cose che gli servono di più, che è una doccia, un vestito, un po' di pane, ma soprattutto una persona che gli voglia bene, un adulto, una figura paterna e materna che gli stiano accanto. Potremmo dire che stai proprio incarnando quello che il Rettor Maggiore ci ha chiesto, educare con il cuore di Don Bosco con questi giovani. Ringraziamo Don Cesare che ha dato anche una bella testimonianza questa mattina durante lo spettacolo, parlando appunto di questi ragazzi del buio che magari hanno qualche ragazzo, anche di quelli qui presenti. Sì, ed è bello vedere come ancora oggi lo spirito salesiano, lo spirito di famiglia davvero cambia e trasforma il cuore dei ragazzi. Noi accogliamo ragazzi di questo genere che vivono per le strade, vivono lungo i parchi, che spacciano, che si prostituiscono, li accogliamo anche in una comunità per minori e vediamo con il tempo, con l'affetto, con la vicinanza di tante persone adulte, di noi salesiani, come questi ragazzi cambiano, si aprono veramente alla vita e al loro futuro e pian piano imparano a sognare di nuovo. Grazie.